Bertoncello da sindaco uscente aveva dei grandissimi vantaggi, sia organizzativi che di comunicazione, e non solo, ma lui ha usato completamente questa sua posizione di sindaco uscente per far pesare con, diciamo, tutti i mezzi che poteva la sua personalità comunque che rimane una personalità forte, ma che dimostra una forte debolezza dei partiti attorno. Ora, il futuro della città non si costruisce attorno soltanto a una persona. Io ho messo a disposizione non solo la mia persona, ma quella che è la mia esperienza, che è quella di fare squadra. E Portogallo ha bisogno di una squadra, ha bisogno di una squadra nuova che sappia affrontare tutti i problemi, ma sappia soprattutto creare relazioni positive, non relazioni di contrasto. Non deve essere una squadra che crea i comitati contro, ma deve essere una squadra che crea le cordate a favore dei progetti, a favore della crescita, a favore dei rapporti con gli altri del territorio, con gli altri soggetti del territorio. Non so, il fatto che l'atto, anche se in maniera polemica, secondo Bertoncello, oggi con il commissario ha finalmente visto concludersi una vicenda che durava da anni. L'atto è quella azienda unitaria, quell'ambito territoriale ottimale, cioè sarebbe l'area ottimale in cui si gestisce l'acqua. Ora l'acqua da noi, l'acqua diciamo che beviamo, è l'acqua reflua, arriva dalla montagna, passa per il Friuli e arriva a noi. Quindi pensare a un ambito territoriale senza il Friuli era una cosa decisamente illogica. Non c'era Bertoncello, si è chiusa diciamo, la questione, si dice senza Portogallo. In realtà c'è un accordo che appena verranno fatte le elezioni portoghesi si sarà definita la compagine di governo della città, viene rivista l'organizzazione, il consiglio di amministrazione di questo ambito, di questa nuova azienda che gestisce le acque dell'Ivenza, del Basso Livenza e del Basso Tagliamento, e quindi Portogallo potrà avere una sua adeguata presenza. Questo però cosa vuol dire? Vuol dire che per anni è prevalso sugli interessi reali dei cittadini, è prevalsa la logica delle guerre tra il centro e la periferia, tra Portogruaro e i comuni attorno a Portogruaro. Cioè Portogruaro, anziché essere il centro attrattore delle politiche, era il centro contro il quale il territorio diciamo, si organizzava, andava. E questo ha indebolito l'immagine di Portogruaro in moltissime cose.